Poco dopo le 10 è scattato per l'appunto l'allarme che è stato girato alla sala operativa della Questura, e immediatamente l'intervento sul posto della squadra mobile del commissariato di San Marco, e quindi sono già iniziate subito le indagini. Colpo grosso a Palazzo Ducale, dove è allestita la mostra di gioielli tesori dei Mogul e dei Maharaja, la collezione di Altani. I ladri sono entrati con tutta probabilità da qui, dall'ingresso principale come dei normali visitatori, poi sono riusciti ad aprire la teca, a rubare il contenuto e a fuggire senza essere fermati, mimetizzandosi tra la folla con un paio di orecchini e una spilla per un valore di circa 33.000 euro, valore doganale indicativo che sul mercato nero potrebbe arrivare invece a centinaia di migliaia di euro. Per gli investigatori però sono gioielli difficili da smerciare perché catalogati e parte di una collezione. Il sistema di videosorveglianza avrebbe comunque immortalato i ladri che, secondo il vicario del questore, sapevano muoversi bene. Comunque possa essere un sistema di sicurezza attento e sofisticato, probabilmente è verosimile che prima abbiano individuato le eventuali vulnerabilità che ogni sistema di sicurezza può avere e quindi poi abbiano inciso e quindi abbiano realizzato l'evento furtivo questa mattina.